Atti l'Apostolo, capitolo 23. A difesa di Paolo. Paolo, guardando in faccia a tutti quelli che stanno in tribunale, dicette: Frate mio, io insino oggi, ho sempre servuto il Signore Dio, e la coscienza mia è pulita. Un capo dei prevede che si chiamava Anania, comandò invece a quelli che lo servevano, che l'essere un pacco in coppa mussa. E subito Paolo dicette: Dio stesso ti regnerai mazzata, piezze e muri iancate. Proprio tu, che stai assettato per mi giudicare secondo la legge, come hanno pigliato a pacchera contro la legge. Come ti permette di insultare il sommo sacerdote di Dio? Le ricettano subito tutte quelle che stanno là dentro. Scusate tanto, non sapevo, frate mio, che chi fosse il capo dei prevedi, perché saccio buono che in der scrittura sta scritto: non insulterai mai il capo di tutto il popolo. Paolo sapeva che in da chi lo sinete una parte erano sadducei e un'altra parte erano farisei. E a voce aiava da cominciare a dire: Frate mio, io sono farisei e figli di un farisei e sono stati chiamati in tribunale perché querendo la risurrezione dei morti. Come Fernette a dicere che queste parole scoppiarono a picciche fra i farisei e i sadducei e tutte che l'autonante si spartette. Perché tutti i sadducei sostengono che non esiste la risurrezione dei morti e non esistono né angeli e né manchi spiriti, e i farisei invece credono in tutte queste cose. In da quello tribunale scoppia una conversazione assai forte e certi mastri alla legge, che appartenevano a 7 farisei, sai zaino a lettere dicettano: Noi non troviamo niente male in da chi stiamo, e se uno spirito o un angelo avesse parlato, ovvero issa, che la conversazione si infuocai tanto che quello tribune sapeva paura che Paolo ne avesse fatto a piezza in da quello tribunale, e comandai che scendesse una squadra risultata portata lontana a mezza all'ora, e lo fanzerà un'altra volta in da quella fortezza. L'inda nottata la venette vicino al Signore e le ricette: non ti pigliare paura, come è stata a Gerusalemme uguale a me, a così mo mi renderai a stessa attestazione pure a Roma. A congiurare e giurei. Un giorno appresso, come schierai giorni, certi ebrei facettero una congiura contro Paolo e giurarono e non assaggia niente e non avevano niente insino a quando non avevano accisa a Paolo. Erano più di 40 tutte quelle che avevano parte che la congiura. Chi si presentava innanzi ai capi dei prevedi, innanzi ai capi del popolo, ricettano: Avevamo fatto un voto e l'avevamo pure abballurato con un giuramento e non assaggia niente sino a quando non avremmo accisa a Paolo. Perché voi mo accordate con tutta la gente del tribunale, ma andate a rigere a chi lo tribuno che aveva consegnato in mano vostra che scusa esamina con attestazione o caso suo. E noi ci teniamo pronti per accidere prima che chi arrivasse qua, innanzi a voi. Un po' di Paolo, che era il figlio della sorella sua, venette a conoscenza di questa congiura. Tra 70 che alla fortezza facette sapere a Paolo. Chi si facette chiamare uno che gli capo dei soldati e le ricette: porta chi sto aione innanzi al tribuno perché la dirigere una cosa. Il capo dei soldati si pigliaio portò innanzi al tribuno dicendo: Chi lo prigioniere che si chiama Paolo mi ha mandato a chiamare e mi ha detto porta innanzi a te chi sto aione perché tiene qualcosa a ricevere. Chi lo tribuno si pigliai per mano e si portai rasata tutte le delle ricette, che è la cosa che mi riceve. Tutte le ebrei, ricette chi lo aione, si sono accordate per ti mandare carimane tu facessi portare Paolo innanzi al tribunale, che scuse vuole scanagliare meglio casa sua. Tu non ti lasciare fare capace allora, perché più di 40 uomini nell'ora hanno preparato una congiura, hanno fatto pure un voto e non assaggia niente, sino a quando non l'avranno accisa. E mo stanno appostate aspettando solo che tu facessi asci a rindare la fortezza. Paolo mandato a Cesarea. Il tribuno la sai che io voglio, facendole questa raccomandazione: non dice niente a nessuno che sia venuto da me e che mi ha contato sta cosa. Facette poi chiamare 2 chili centurioni che facevano una guardia a Paolo e dicette a loro: ha preparato 100 soldati per partire subito per Cesarea, insieme con 70 uomini a cavallo e 100 soldati armati che li barda, hanno essere pronti per partire 3 ore dopo che sola se ne sarà scesa. Ha preparato pure certi cavalli e mettete a Paolo in coppa una chista, perché è da essere portato sano e salvo innanzi al governatore felice. Scrivette pure una lettera e in la lettera stava scritto: Claudio Lisia, saluto lo eccellentissimo governatore felice. Chi stomma, che in modo manna, l'avevano arrestato alla Breia e poco non ci è mancato che non venisse accisa che mano a loro.
Sono subito intravenuto io con tutte le soldate, l'ho liberata rinda in mano a loro, perché ho saputo che questo è un romano. Voleva conoscere il motivo perché lo stavano accusando, l'ho portato innanzi al tribunale loro. Ho pure potuto appurare contro chi non ci stavano accuse, o condannare a morte, o può mettere in galera, perché si trattava solo di una questione che portava la legge a loro. Sono stata poi informata che certi ebrei stavano preparando una congiura contro Cristo. E a così ho pensato Roma a te. E in lo stesso momento faccio sapere a tutti quelli che stavano accusando che venissero innanzi a te, si tenessero qualcosa a ricevere in quella Cristo. State buoni. Con chi lo comando che avevano avuto e chi li soldati pigliavano Paolo e rindanuttato portando rinda città antipatrite. Un giorno appresso, la prima mattina, lasciano partire chi li soldati a cavallo insieme con essi. Tutti gli altri soldati invece, che stavano a pera, sono tornati a rete, rinda fortezza lo tribuno. Chi li soldati a cavallo arrivavano a Cesarea, consegnando una lettera rinda in mano al governatore e la presentavano pure a Paolo, roba che aveva leggiuto che la lettera. Il governatore volette sapere a Paolo a quale provincia appartenesse. E quando sapette che era Cilicia di ricetta, io si interraggio quando saranno innanzi a me pure tutti quelli che ti vogliono accusare. Poi, comandai che Paolo venisse, inserrate, rindo palazzo e Erode.